Abbiamo superato la soglia di 250 persone contagiate tra i medici, infermieri e OSS. Nuova impennata di casi Covid in Veneto, 9.080 quelli registrati nelle ultime ore in tutta la regione, 1.380 nella Marca Trevigiana e tra questi cresce il numero degli operatori sanitari positivi. Questi contagi non comportano ovviamente nessun rischio dal punto di vista della salute, però il personale che sta a casa una settimana, pur vaccinato, sta a casa una settimana e quindi manca del servizio. Una prima risposta al problema è arrivata in queste ore. Azienda Zero ha finito i concorsi per infermieri proprio oggi, per cui diciamo che già dalla prossima settimana potremo far partire con la graduatoria in mano, far partire i telegrammi e cominciare ad assumere infermieri. Sono 141 i pazienti Covid ricoverati nei nosocomi trevigiani, 48 negli ospedali di comunità, 2 le persone che si trovano in terapia intensiva. Cresce l'incidenza con 800 casi su 100.000 abitanti, colpa della diffusione di Omicron 2. Siamo al 74% dei positivi, per cui il segnale è chiaro rispetto a questo. L'ULSS 2 intanto è pronto ad aprire 2 ambulatori di prossimità ai quali potranno accedere non solo i profughi ucraini, ma anche, su segnalazione degli assistenti sociali o del SISP, cittadini in difficoltà per una prima assistenza sanitaria. Per le persone ucraine, ma anche per le persone ovviamente che hanno bisogno, segnalate dagli assistenti sociali, segnalate dai comuni. Significa dare cura, dare salute anche a chi magari non riesce ad avere la possibilità di fare delle visite senza il ticket. Domani aprirà l'ambulatorio di Montebelluna, venerdì quello di Castelfranco.